Ieri dalle 7 alle 6-7 loro hanno detto che lei non vive. Le speranze si sono spente nel tardo pomeriggio, infine durante la notte sono state staccate le macchine. È morta all'ospedale di Padova la piccola Lavenda Aituaye Odiode, la bambina di 1 anno e 7 mesi di Montebelluna trovata lunedì mattina dalla mamma in arresto cardiaco nel lettino in seguito a una probabile apnea notturna. Quando lei ha svegliato per prendere la bambina, per andare in ospedale, lei ha trovato che la bimba non respira. Abbiamo chiamato l'ambulanza, loro hanno venuto per vedere che cosa è successo. Anche quando loro hanno venuto non hanno fatto qualcosa, loro poi fanno. Prima andiamo in Padova con l'elicottero. Le condizioni della bambina erano da subito state giudicate disperate. Per i genitori, la piccola, nata prematura, non aveva dato segno prima di quella drammatica mattina di star male, a parte un raffreddore. Pediatra, ma lui ha detto che lei non ha qualcosa, solo il raffreddore. Lui ha detto che per fare la aerosorsa, sono solo così. Lavenda era la terza figlia di David Odiode, operaio di 41 anni di origini nigeriane, dipendente di un'azienda della zona, e della moglie Emersi di 33. La coppia è a Montebelluna dal 2016. I 2 fratellini maggiori hanno 5 e 3 anni. La morte della piccola ha sconvolto i vicini di casa di via Trevignano. È proprio un grandissimo dispiacere, noi siamo proprio sconvolti perché questa cosa qua, vedere sti bambini piccolini che erano qui così e sapere che sta bambina non c'è più, siamo proprio distrutti. Abbiamo sperato per giorni nel miracolo, purtroppo non è stato così, quindi non ci resta che abbracciare con tutta la nostra benevolenza la famiglia, sono cose veramente spezzano il cuore. Così il sindaco Bordin, il vice sindaco di Montebelluna Claudio Borgia ha fatto visita ai genitori. La famiglia è seguita e sostenuta dai servizi sociali comunali per l'accudimento dei bambini. Papa David ha fatto sapere di voler celebrare i funerali e seppellire qui Lavenda. È sicuramente un gesto, devo dire, bellissimo per il territorio, dimostrazione che da noi l'integrazione funziona. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, così da consentire tutti gli accertamenti utili a far luce sull'improvvisa tragedia che ha colpito la famiglia Odiode. L'autopsia sul corpicino della bambina verrà eseguita venerdì prossimo.